È iniziato il conto alla rovescia in vista dell'appuntamento alle urne di domenica. Per i candidati alla poltrona più importante di Mogliano, ultime battute di campagna elettorale per illustrare ai cittadini le loro priorità per la città. Rilancio del lavoro, delle attività produttive e del sociale sono i punti di partenza per Carola Arena, candidata del Partito Democratico, la Sinistra per Mogliano, le Civiche e Mogliano 2014. Ho deciso di candidarmi per dare una svolta importante a Mogliano, per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini moglianesi. Politiche a favore delle imprese e delle famiglie in difficoltà del territorio sono le priorità per Alessandro Gosetto, candidato sindaco di Mogliano Guarda Oltre e Cambiaventi. Mi candido con 2 liste civiche, tutte orientate a favore del territorio. Il sistema partiti a Mogliano è superato ed ha fallito. Elvinio Agnolin, candidato sindaco con la lista civica Cambia Mogliano, mette tra i primi punti del suo programma le politiche sociali e ambientali. Ho deciso di candidarmi stanco delle passate amministrazioni che hanno sprecato il tempo e i soldi dei moglianesi. Bilancio partecipativo cittadini al centro dell'azione politica e le parole d'ordine per Cristina Manes del Movimento 5 Stelle, che spiega così il perché della sua candidatura. Perché è finito il tempo della delega, questi partiti non ci rappresentano più. Ogni cittadino ha il dovere di dare il proprio contributo.